Benvenuti a questo terzo appuntamento nella terra dei nuraghes. Oggi parliamo dei candelieri di Sassari, queste grandi colonne lignee, questi ceri lignei cosiddetti, che caratterizzano la città sassarese, e vogliamo iniziare appunto a raccontarvi qualcosa di particolare proiettandovi in una discesa dei candelieri di più di 100 anni fa, ma lo faremo con delle frasi, con un sonetto molto bello e da molti conosciuto dell'illustre Pompeo Calvia, ed è in sassarese. I gandarieri varano in piazza con i petti del raso tremurenti, fattu vattu riporre curamazza e i rusindago in mezzo saluddenti. Tutti saluda senza distinzioni, finza di banderetti di Rubino, arruglia rudamburo di Guntino, e rubiffaro suonare i canzoni. Rubiffaro chi pone l'allegria e accompagna i setti gandarieri, finza la Ianna di Santa Maria. In che danni ricrazzano i ripetti e se rentrano i 10 abiurizzeri, in mezzo ai ripaggiani e ai riguglietti. Questo sonetto di Pompeo Calvia, che è stato riportato nella sua opera più grande, Sassari Mannu, del 1912, in realtà è un sonetto che risale almeno al 1892 e, come abbiamo visto, parla di 7 candelieri. Oggi sappiamo che sono 13 i ceri in processione per il 14 agosto. Ecco che vediamo alcune particolarità. 1892 parla di 7 candelieri, ma nella farada che vi voglio raccontare, quella del 1893, i candelieri sono 6 e ci viene detto anche dall'illustre Luigi Falchi che in quell'anno, in quel momento, nel 14 agosto, lui è lì e racconta, no, sul campo che cosa accade. 1893, 14 agosto. La farada dei candelieri è un voto alla Vergine Assunta per aver liberato storicamente e almeno 500 anni prima, oggi sarebbero intorno ai 500 anni ovviamente, dalla peste. E si ripete annualmente ed è una processione danzante e quindi va a disporsi come una veglia vera e propria, quindi nella notte tra il 14 e il 15 agosto, che è poi la vera solennità dell'Assunta e dell'Assunzione di Maria Santissima. Nel 1893 ormai i candelieri sono, diciamo così, rifunzionalizzati, sono ripresi e rivisti in una condizione dove qualche decennio prima, ormai con la soppressione degli ordini religiosi, si perdono quelle che erano le radici storiche e i legami anche più profondi, forse anche più religiosi, rispetto insomma a quando i candelieri e i gremi erano in epoca spagnola. Qui già ormai l'unità d'Italia è stata fatta. Molte cose sono cambiate, anche il ruolo della Chiesa in ambito temporale non esiste più già dagli anni 70 dell'Ottocento e molti gremi e molti candelieri ormai non sono più padroni di se stessi, non vivono più la vita gremiale in quel periodo. Tra questi c'è il Candeliere dei Sarti, per esempio, che è ancora presente ed è stato fatto nuovo, è stato ripreso rispetto a quello che era almeno sino intorno al 1850 in una forma un po' più simile a quelli che erano i ceri antichi. Però in quegli anni, come denuncia anche Luigi Falchi, il Candeliere dei Sarti è fermo, stanziale, da tanti anni nella chiesa di Santa Maria di Betlemme. Andiamo un po' a vedere la farada di quel momento. La sera del 13 agosto è considerata la vigilia, ancora in quel periodo. I candelieri vengono tratti dalla chiesa di Santa Maria di Betlemme, coloro che ovviamente sostano per tutto l'anno lì a Santa Maria di Betlemme, mentre altri, come per esempio quello dei viandanti e quello come quello dei viandanti appunto a Sant'Agostino, nella chiesa di Sant'Agostino, e quello degli agricoltori nella chiesa di San Pietro di Silchi, vengono comunque tratti quindi dalle varie chiese rispettive, insomma, dove ogni anno vengono ospitati, e portati solo con cassa e colonna, vengono portati nella chiesa del Rosario, che in quel periodo è ancora è adiacente alle mura antiche, se vogliamo. Ormai il castello di Sassari non c'è più in quel periodo e quindi la tradizione in quel periodo è questa, perché negli anni 50 dell'Ottocento la chiesa di Santa Caterina, che era situata in Piazza Zuni, viene abbattuta.
La chiesa di Santa Caterina fino a quel periodo, fino al 1855 almeno, era la prima stazione di partenza, la stazione di partenza dei candelieri, come da secoli. Dopo appunto l'abbattimento, dicevo, della chiesa di Santa Caterina, è la chiesa del Rosario che prende questo grande ruolo, questo grande impegno di far sì che la faradda dei candelieri, la processione danzante, abbia inizio. Ci sono 6 candelieri di 6 gremi in quel momento attivi, quindi 6 gremi noi abbiamo dalle descrizioni del tempo, e sono quello degli agricoltori, quello dei muratori, quello degli ortolani, dei pastori, dei carradori e quello dei calzolai. Quello dei calzolai è ancora il candeliere antico, poi i calzolai lo rifaranno nel 21, quindi non si hanno più tracce di quel candeliere che probabilmente, ormai logoro del tempo, è stato probabilmente abbattuto. La processione danzante inizia il 14 sera e nella vigilia appunto vediamo, come dicevo prima, vediamo i candelieri che vengono praticamente disposti nella chiesa del Rosario, tranne il capitello, che è quindi la parte sommitale del candeliere, che viene invece vestito a festa, quindi con le banderuole e anche con quelle che sono le bandiere di candeliere di ogni obriere di ogni anno, vengono vestiti a casa dell'obriere di candeliere per quell'anno. La sera del 14 agosto, il pomeriggio se vogliamo, il primo pomeriggio, trionfalmente al suono di piffero e al rullo di tamburi, dalla chiesa del Rosario i candelieri si muovono, escono trionfalmente con una folla enorme e si dispone appunto per la processione, per scendere poi verso tutto il corso Vittorio Emanuele II, oggi è corso Vittorio Emanuele II, per far sì che poi questo grande fiume di persone segua in processione quelli che saranno i ceri votivi, queste grandi colonne di legno che appunto nelle immagini che vediamo noi sappiamo di essere di antica fattura. In sostanza noi vediamo la simbologia del candeliere che ripete certamente il ceroligno e quindi non un qualche macchinario medievale o comunque o tardo medievale, è proprio diciamo così, la trasposizione, la raffigurazione del cero votivo, del cero vero e proprio, che è stato portato certamente in antico, come sappiamo dai documenti, ma sicuramente e continuativamente nel tempo è stato portato a mano, e quindi ancora oggi lo vediamo, per esempio l'obriere maggiore di ogni gremio all'ingresso di Santa Maria di Betlemme accende il cero votivo, in alcuni casi lo fa il fisco maggiore, ma non entriamo troppo nelle specificità perché ci vorrebbero ore e ore per parlare di tutto questo. Il senso della puntata era semplicemente di riportarvi un po' ad un momento storico in cui qualcosa ancora rimane, qualcosa dovrà essere ricostruito per avere quello che abbiamo oggi, e cioè i 13 candelieri. Oggi con l'ultimo ingresso del candeliere della Mercede o di Nostra Signora della Mercede abbiamo un numero che storicamente non c'era mai stato per vari motivi e per varie condizioni delle regole di quel tempo, ma oggi abbraccia veramente tutto il sentimento sassarese di questa festa, e quindi il veicolo culturale che i gremi e i candelieri oggi portano alla città è assolutamente indiscusso, indiscutibile, ed è certamente qualcosa che dovremmo conservare per sempre, almeno per altri 100 anni, ma anche 200 anni, anche quando non ci saremmo più, benché ormai nella tecnologia saremmo, chissà, riflessi, no? In un mondo forse troppo diverso da quello che i candelieri rappresentano, un mondo antico, ma la devozione è anche questo. Un saluto a voi e vi ringrazio per essere stati con noi, e vi rimando alla prossima settimana con una nuova puntata della Terra dei Nurages.